Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Continuiamo con la seconda puntata dedicata alle colline del Prosecco, un grande patrimonio del territorio veneto, e a Giovanni Carraro, promotore del Cammino del Prosecco. Colorado, New Mexico, Iran, ma noi abbiamo una particolarità rispetto a loro: il rivestimento, la vegetazione, no? Dove loro hanno soltanto sabbia, terra, roccia, marne arenarie, noi abbiamo anche il rivestimento, che sono colline rivestite di grandi vigneti, e qui nasce il Prosecco, ma anche boschi. E questa alternanza tra vigneto e bosco è stata imposta come chiusura. Non possiamo più costruire altri vigneti. Si chiama paesaggio a mosaico, è il secondo elemento voluto dall'UNESCO, quindi ricordiamoci: le colline a corda, primo elemento; il paesaggio a mosaico, secondo elemento; e il terzo elemento qual è? I ciglioni. Sono questi terrazzamenti fatti a mano dal 1600, non ci sono muri a secco, neanche di cemento, tutti dalla nuda terra, e sono praticamente le rive. Chi conosce la zona di Valdobbiadene ne sa che ci sono le rive, sono pendenze molto verticali, dove c'è la viticoltura eroica, dove il contadino fa molta fatica ad andare a fare la vendemmia, e queste sono una caratteristica che è piaciuta tantissimo all'UNESCO. Ecco il terzo elemento. L'insieme di questi tre elementi ha creato appunto il patrimonio dell'umanità. Io andrei ad approfondire anche un argomento interessantissimo, perché ci sono 40 itinerari nuovi che vanno a conoscere questi territori, ma c'è la vera novità: il cammino delle colline del Prosecco. Ecco Giovanni, certo, parliamo di quello perché anche, tu, perché ci sta sentendo ora sulla radio, tu hai ideato, sei stato uno dei datori di un progetto interessantissimo e vorrei sapere come è nata anche questa idea che ora ci spiegherai e come avete scelto il nome, perché risuona un po' al Cammino di Santiago di Compostela, in Spagna. Certo. Raccontaci Giovanni, che sono curiosa. Allora, pensavamo di aver chiuso il lavoro con questi 40 itinerari e quindi portare i turisti a camminare e conoscere queste colline meravigliose. Poi all'inizio di quest'anno la Regione Veneto insieme all'UNESCO mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma perché non uniamo una serie di questi 40 itinerari, li agganciamo uno con l'altro e creiamo un unico cammino che prende l'Hogback, queste colline a corda della Core Zone che vi ho spiegato prima. Io ho pensato una giornata, non di più, perché sai, ho in mente tutti gli itinerari, quindi me li sono studiati nel corso degli anni, e alla fine della giornata è nato il cammino, quasi in maniera sublime, così, è nato dal nulla. Ho chiamato la Regione Veneto, ho fatto il primo progetto di collegamento tra Vidor e Vittorio Veneto, e questo è importante da sottolineare, perché tanti dicono: ma perché Vidor e non Valdobbiadene? Perché le colline, poi vi faccio vedere un'immagine, si sviluppano su un arco geologico che parte proprio dal Piave, da Vidor, e arriva fino a Vittorio Veneto. Quindi è stato ideato questo percorso, un percorso, vi faccio vedere adesso come si sviluppa. Eccolo qui. Ricordiamo l'invito ai nostri ascoltatori di visitare il video che condividiamo anche sulle reti sociali di Bellunessi nel Mondo, anche le mie personali. Potete cercarmi come Ernestina dalla Corteluccio. E vediamo ora queste immagini di Giovanni. Dai, continua Giovanni. Ecco, qui vediamo con un segno rosso il cammino che è stato creato, è stato ideato da me, e parte da Vidor, che è qui in basso a sinistra, non so se si vede il mouse, per arrivare su in cima a Vittorio Veneto, che è qua a destra dove c'è il 4. 1, 2, 3, 4. Sono 4 giornate. La prima sosta si fa a Col San Martino, la seconda sosta si fa a Follina, la terza sosta si fa a Tarto e si conclude poi a Vittorio Veneto. Vedete i dati tecnici: 49,8 km. Un buon camminatore abituato a fare i cammini tipo Cammino di Santiago, 800 km, dice: ma cosa sono 49 km? Me li faccio in un giorno e mezzo. No, attenzione, dovete badare tantissimo all'altro tema, che è quello dell'altimetria. Eccola qui, 2265 metri di più. Di più è un codice per gli esperti di montagna, significa la sommatoria delle quote di salita. Quindi io
partendo da Vidor e arrivando a Vittorio Veneto, sommo 2265 metri di dislivello, ed è molto alto questo dislivello, è quasi un ultra trail per chi è abituato a fare corsa in montagna, è un buon allenamento. Ecco, questo Giovanni, è un argomento molto importante da ricordare, perché un camminatore che dice 50 km, bene, lo facciamo e via si parte. No, attenzione, devi avere equipaggiamento da montagna, le scarpe da trekking, lo zaino, l'acqua e magari anche ecco, ti stavo per le chiedere, pedane. Giovanni, avete sentieri, forse sono tutti, hanno lo stesso livello di, diciamo, di complessità, di difficoltà, o questi immagino È no, può farlo variabile. chiunque o si devi avere una Ci vuole un certa... minimo di allenamento, perché Ok. se c'è una persona che è appesantita, che ha difficoltà di deambulazione, non è consigliabile. Ma una persona forse salutare, ma che non è abituata a questi sentieri di montagna, penso ad un turista, avete Può forse sentieri farlo in più certe adatti, sezioni. diciamo, a chi non è esperto Fa ancora? delle sezioni magari più semplici, ad esempio il primo settore da Vidor fino a Col San Martino, fino a Col Bertaldo, che è il primo tratto da circa 6 chilometri più o meno. Quello si può fare tranquillamente, è per tutti, perché si va in mezzo ai vigneti, c'è un sentierino molto dolce, si fa visitare l'antico castello di Vidor, che poi è diventato monumento ai caduti. Insomma, c'è tanta anche storia di grande guerra qui, perché c'era la linea di confine, e idealmente poi lo vediamo, ha una valenza storica legata alla grande guerra molto importante. Ancora non te lo dico perché dobbiamo andare passo per passo a scoprirlo. Ma c'è qualche sentiero, ci puoi anticipare, c'è qualche sentiero forse dedicato al ricordo della Grande Guerra o che abbia, diciamo, un argomento o qualcosa che ha a vedere? Allora, nei 40 itinerari di tutto il territorio, sì, ce n'è uno a Moriago della Battaglia, che va a ripercorrere la linea proprio del fronte. Qui abbiamo delle zone legate alla Grande Guerra, perché c'erano delle postazioni dell'esercito austro-ungarico. Molto frequentemente si trovano trincee, si trovano gallerie, si trovano muri dove posizionavano le mitragliatrici. C'era addirittura un bunker piccolino dove partiva il Drachen, che il Drachen era una mongolfiera degli austriaci che veniva portata in alto, e facevano le foto dall'alto, le foto chiamate anche ortofoto, per capire i movimenti del loro nemico, appunto, che siamo noi italiani alla fine, no? Quindi diciamo troviamo tanti temi legati alla Grande Guerra. Però la cosa più importante, allora te l'anticipo perché sarei arrivato dopo, idealmente questo cammino, oltre ad avere un valore religioso, e poi vediamo un valore storico legato anche alla storia antica, alla storia medievale, ha un valore storico legato alla Grande Guerra, perché ripercorre simbolicamente il viaggio fatto dai nostri soldati quando c'è stato lo sfondamento della linea del Piave verso la battaglia finale di Vittorio Veneto nel 1918, quindi quando c'è stata la fine della Prima Guerra Mondiale. Quindi ha un'importanza elevatissima. Ci sono stati i caimani del Piave che hanno attraversato appunto nella zona di Moriago e Mosnivo, quell'area. C'è stato il primo sfondamento, erano chiamati anche Arditi. C'è il monumento degli Arditi a Sernaglio della Battaglia che ricorda tutto questo passaggio, e quando poi loro hanno fatto il primo sfondamento poi si è unito il resto dell'esercito e tutti insieme sono confluiti nella pianura del quartiere del Piave per portarsi pian piano verso Vittorio Veneto, e lì hanno respinto il nemico. Ecco, il nostro cammino si sposta non esattamente dove è passato il soldato, perché sta in collina, però fa esattamente la stessa rotta, quindi la stessa distanza, 50 chilometri. Noi oggi li facciamo sorridendo e loro forse l'hanno fatto con un po' meno sorridenti, no? Quindi ci fa rabbrividire queste cose. È un grande ricordo che ci lascia questo cammino legato alla Grande Guerra. E poi ci sono altri valori. C'è il valore paesaggistico, l'abbiamo discusso prima, quindi UNESCO, la geologia. C'è il valore religioso.
E questo vi faccio vedere qualche immagine, molto interessante anche questo. Dai, che sia anche interessante abbinarlo con quello della Ecco, Grande qui, Guerra, che ti dico, da brividi quello che ci raccontavi, anche inviamo una preghiera per tutti quelli che hanno passato quel cammino, come hai detto tu, quel percorso che forse mica stavano sorridendo, quindi è anche non importante stavano ricordarlo, sorridendo. Giovanni. Poi lo vediamo in un'immagine, i Caimani del Piave. Ecco, qui vi Dai. faccio vedere il valore religioso. Questo cammino percorre un sacco di borghi, un sacco di chiesette campestri. Questa è la chiesa di Colbertaldo. Guardate che immagine. Questi sono i cachi Ti che stavo fanno per dire se erano i da cacchi, anche qui in contorno. Argentina abbiamo questo, Che sembra belli che una cartolina sono. di Natale. Ecco, Bellissima questo è un immagine che ci hai esempio di una portato. chiesetta. Poi c'è anche questa, chiesa di Santa Lucia, patrona della vista. Sì, sì, che tra E poco c'è si sempre celebra. questo connubio tra la ruralità, quegli aspetti rurali dei luoghi dove viviamo, con la religiosità, una religiosità molto semplice. Qui non dobbiamo pretendere di essere a San Pietro a Roma, qui abbiamo una religiosità molto, molto semplice. Una chiesetta fantastica è quella di San Vigilio che vediamo qui a Col San Martino. L'ho presa quel giorno, fatalità, c'era anche un pittore che stava riprendendo questa chiesetta, la stava disegnando e io gli ho chiesto: posso farti una foto? Vedrai che questa foto andrà nei libri dell'UNESCO. E poi ci sono temi più importanti di religiosità, come le abbazie. Abbiamo l'abbazia di Vidor, che è il punto di partenza, ma anche l'abbazia di Follina, che è antichissima, del 1300, fatta dai Benedettini. E qui ci sono le colonne annodate. Le colonne annodate sono una particolarità veramente interessante, poco presente in Italia, forse un po' di più nel centro Europa. Non si sa ancora il perché questi maestri comacini le abbiano fatte, restano ancora oggi a volte dal mistero. E abbiamo le colonne annodate sia nell'abbazia di Follina che in quella di Vidor. E poi abbiamo Collagù, dove c'è un santuario, ci sono due santi, Sant'Emilio e un'altra santa che adesso mi sfugge il nome, e sono custoditi all'interno di questa Mhm. chiesetta che è meravigliosa. È un piccolo borgo antichissimo di origini, ma è stato rimesso a posto nell'Ottocento da una nobile famiglia, i Bottari di de Castello, che ancora oggi sono proprietari di questo borgo. E poi ci sono tanti capitelli, vedete qui Ave Maria. Man Sì. mano che noi camminiamo vediamo sempre tanti capitelli, che sono la cultura popolare contadina che negli anni ha creato un po' queste belle cose, questi piccoli esempi di ricordo religioso. E poi ci sono tante cose legate alla storia. Questo è un cippo di confine tra la regola di Colbertaldo e quella di Barbozza, che all'epoca erano chiamate così, C e B, Colbertaldo e Barbozza. Poi sono diventate Vidor e Valdobbiadene. Vedete qui, 1693, questa è una roccia di arenaria scolpita a mano. E poi vedete queste colline spettacolari con questi vigneti. Vi ho detto prima che ci sono questi terrazzamenti chiamati ciglioni, ed è una delle tre caratteristiche del territorio UNESCO. Lì vedete tre torri, queste sono le torri di Credazzo, sono famosissime, è diciamo il fortilizio medievale più importante delle colline del Prosecco, sono ricordate anche dal sommo poeta, da Dante nella Divina Commedia, nel Purgatorio, perché si ricorda a proposito di Gaia da Camino, che era una poetessa e viene citata appunto da questo grande poeta. Vedete che c'è il castello e poi più distante la sua chiesetta, che è collegata sempre a questa proprietà. Fu distrutta dagli Ungari, poi divenne proprietà dei Collalto e poi anche della famiglia vittoriese da Camino, e in epoca più recente è passata di proprietà a privati. Ecco, e Mm. poi ad esempio vediamo Ma scusa, borghetti Giovanni, quelli prima così si meravigliosi. possono visitare o è un'area privata, diciamo, E proprietà questa è privata? un'area privata, ma probabilmente in futuro, chissà. Il Ah, privato io lo conosco, è una persona molto aperta alla cultura e ai paesaggi, alla bellezza del nostro territorio. Non si sa mai che un domani possa speriamo. sicuramente dedicare delle visite guidate, perché merita veramente di vedere queste bellezze della nostra territorio. Ecco, qui è un altro borgo, abbiamo Arfanta con la sua chiesa, all'interno c'è un'opera molto antica di un pittore Francesco da Milano,
E ce ne sono tantissimi, insomma. Ecco, qui stiamo per finire il cammino, stiamo entrando a Serravalle di Vittorio Veneto, vedete le mura. Queste mura sono quel che resta della città fortificata di Serravalle, appunto della famiglia dei Da Camino, che erano i proprietari per un certo periodo di quel castello che vi ho fatto vedere prima, e anche qui si entra nella storia. Guardate che spettacolo. Qui siamo alla fine, proprio quando le gambe sono stanche, però il sorriso ritorna a vedere questa meraviglia del sì. nostro territorio. Si entra a Vittorio Veneto, dove c'è questo museo appunto del Cenedese che è uno spettacolo veramente Sembra interessante. Venezia quasi, forte stile Sì, c'è molto veneziano. di Venezia lì, ci sono le bifore, le trifore, insomma c'è tutto questo argomento. No, veramente Giovanni, ti ringrazio per queste immagini che ci hai portato, perché veramente è come fare una passeggiata in quei cammini, in questo cammino cammino delle colline, no? Del Prosecco, che veramente invitiamo i nostri ascoltatori a fare al più presto. Diciamo, si possono già visitare e percorrere, o è un progetto che ancora non è No, non finito? si può. Non è finito, adesso è stata fatta la prima Mm. fase, quella della progettazione da parte mia, adesso è in Regione Veneto per approfondimenti tecnici legati ad esempio i privati che devono essere coinvolti, e poi c'è la parte della tabellazione, quindi la creazione delle tabelle che verrà fatta nei prossimi mesi. Ci sarà un ponte che verrà creato per il passaggio di un fiume che oggi si passa tirandosi sui pantaloni scalzi, è anche così avventuroso, però ovviamente non tutti gradiscono questi aspetti così da trekking, e quindi verrà fatto un ponte. E poi partiamo con un grande evento di inaugurazione di tutti i 40 sentieri del territorio, del cammino dell'UNESCO, e poi porteremo un sacco di gente. Io invito tutti i bellunesi e gli italiani nel mondo a venire quando avranno una possibilità per il lockdown, ma anche quando avranno tempo, di prendere un biglietto d'aereo con le Aerolíneas Argentina, non so come si chiama la compagnia Sì, ma aerea vostra. ci sentono in tutto il mondo, quindi non possiamo deciderci su solo Ah, è una, vero, ma perché non è speriamo. solo l'Argentina, c'è anche gli Stati Uniti, il Canada. Io ho dei parenti in Canada, a Toronto, possono venire a vedere queste, dall'Australia anche possono venire, insomma, da tutte le parti del mondo per vedere questa bellezza. Vi faccio vedere una immagine molto bella delle colline, per cui si vede anche il Dai, cammino. Eccolo qui. Qui si vede interamente le colline. Il che cammino, bello. pensate, lui corre lungo tutta questa cresta, questa linea di cresta, ed è uno spettacolo. È veramente un viaggio nella natura, un viaggio nella storia, un viaggio nella storia geologica, perché andiamo a vedere poi diverse porzioni della geologia. Si va da una serie di colline di 30 milioni di anni fa, con le conchiglie, marne e arenarie, si va invece anche ai 7 milioni di anni più recenti, tipo la collina di San Gallo, dove abbiamo il conglomerato e le argille, quindi anche camminando si sente con i piedi differenti pressioni, quindi la roccia dura della marna e dell'arenaria, e magari il terreno più soffice del conglomerato, oppure dell'argilla. Insomma, è un viaggio veramente fantastico in tanti argomenti. Beh, grazie anche per raccontarci tutto questo, Giovanni. Veramente è un piacere sentirti, anche vedere tutto il materiale che hai e che ci hai mostrato, perché guarda, è una cosa bella da vedere, bella da scoprire, bella da raccontare, immagino. Eh, queste colline, diciamo, anche questo riconoscimento UNESCO penso che è un punto di partenza, diciamo. Voi avete altri progetti e sogni per il futuro, anche con l'Associazione Colline Patrimonio UNESCO? Beh, questo è soltanto un punto di inizio, perché cosa vuoi? Sono passati soltanto 2 anni dalla nomina UNESCO. Il turista sta cominciando ad arrivare pian piano, e hanno già avuto un buon incremento di presenze, però l'obiettivo in 10 anni è di quintuplicare l'affluenza. Si arriverà a 1 milione di presenze, secondo i dati di turisti, e quindi ci saranno tantissimi eventi. Diciamo che quello che io ho fatto
è soltanto una parte di quello che sarà il mondo delle colline del Prosecco legate all'UNESCO, perché non c'è solo il camminare, perché finito la camminata dobbiamo andare a mangiare lo spiedo, bere un buon bicchiere di... Voi avete il Carmener laggiù, no? Qui abbiamo anche il Carmener, ma c'è anche il Cabernet. E quindi dobbiamo andare in un buon ristorante. Finito il ristorante dobbiamo andare a dormire, quindi ci vuole l'alloggio, ci sono questi bed and breakfast, ci sono dei belli hotel, anche 5 stelle se volete. Cioè 1 stella, 2 stelle, 3 stelle e anche 5 stelle. Quindi c'è per tutti la possibilità di attingere a strutture ricettive, musei, la possibilità di vedere anche i laghi. A Revine ci sono i laghi, abbiamo la collina, il lago, a 1 ora di strada abbiamo il mare. Quindi un turista può fare tutto. 1 ora di strada può andare sulle Dolomiti, a vedere Cortina, a vedere Certo, Belluno, a vedere invitiamo. Alleghe. Anche speriamo di poter tornarci veramente più presto, Giovanni. Immagino che è il periodo, ma tu come rappresentante anche della Fondazione UNESCO e dell'Associazione Colline del Prosecco, non è stato facile questo periodo che un po' è ancora di crisi sanitaria. Voi come avete affrontato, diciamo, questa realtà? Ma diciamo non è cambiato tanto da quello che fanno tutti, quindi il lockdown è esistito per tutti, quindi al limite quando facevo delle ispezioni sulle colline per lavoro avevo la carta di autorizzazione per muovermi, però per il resto è rimasto tutto inalterato. E per quel che riguarda la ricettività turistica, quella sì ha avuto un contraccolpo, perché ovviamente gli hotel, i bed and breakfast, i ristoranti sono stati chiusi per parecchio tempo, le cantine hanno avuto difficoltà nelle esportazioni, perché chi è abituato a esportare il prosecco e il cartizze in paesi oltreoceano come da voi o come negli Stati Uniti. Stamattina parlavo con un importante produttore di prosecco della zona di Colbertaldo di Vidor, hanno avuto grandi problemi per l'esportazione a San Francisco, non potevano, e loro hanno grandi clienti lì, no? Adesso si è aperta un po' la possibilità di ritornare a un lavoro più tranquillo, ma si è presentato un altro problema, quello dell'approvvigionamento dei materiali, quindi manca le bottiglie, mancano le capsule, mancano i tappi. Questo problema del Covid ha creato un disastro dappertutto. Veramente. Quindi Veramente. speriamo che il futuro ci porti delle belle cose e il vaccino aiuti un po' a cancellare questo brutto periodo, e dobbiamo guardare in avanti e guardare cose positive, perché diciamo la terra è lì che ci aspetta, le colline ci aspettano, ma noi dobbiamo affrontarle con serenità. Ecco, questo sì. Ecco, Giovanni, è veramente un piacere. Dimmi in poche parole perché i turisti bellunesi, italiani, veneti nel mondo che ci stanno sentendo dovrebbero scegliere le colline del Prosecco come una destinazione. Ma guarda, Belluno ha tantissime cose da vedere. Io mi sento sempre con questa vena bellunese dentro. Quando vado in Piazza dei Martiri a Belluno io mi diverto, sto bene, sto veramente bene. Lì abbiamo una conca meravigliosa, il Monte Serva, lo Schiara, il Pizzocco e quindi il Nevegal. Siamo contornati dalle montagne. Quando poi si va a Cortina, si va ad Auronzo, si va ad Alleghe, e nello Zoldano si vedono altre realtà, si vedono queste grandi pareti di 3000 e oltre metri, quindi c'è veramente uno spettacolo della natura. Perché scegliere di andare oltre il Fadalto e oltre la stretta di Quero? Ma semplicemente perché si vedono altre realtà, perché la montagna è completamente diversa, non ci sono le grandi pareti di arrampicata, ma abbiamo comunque delle elevazioni e delle altimetrie di tutto rispetto, quindi anche se uno vuole fare allenamento lo può fare perfettamente. Quando si va nelle Dolomiti a camminare si sa bene che una buona escursione è di 1000 metri di dislivello. I 1000 metri li troviamo anche sulle colline, quindi anche uno abituato a fare fatica, vi assicuro che la fatica la fa anche sulle colline del Prosecco. E poi perché venire nelle colline del Prosecco? Lo dice anche il nome, per bere un buon bicchiere di bollicine, di Prosecco, ma anche di Cartizze, che è questo cru. Il Cartizze è una selezione, diciamo, è una zona ristretta, chiamiamola cru, no? Sono 106 ettari di terreno
dove abbiamo una presenza di un territorio fatto di marna, di arenaria, molto particolare, che conferisce particolari profumi a questo vino ed è diventato famoso. Quindi quando voi andate al ristorante e vedete la lista dei vini, chiedete sempre al vostro sommelier: ma è Prosecco o Cartizze? E c'è una bella differenza, eh? E poi il mangiare. Io sono anche un buon gustaio, qui c'è lo spiedo, no? Nella zona di Valdobbiadene, nella zona di Cison di Valmarino, Follina, c'è lo spiedo, che è una tradizione molto antica, ma io penso che un po' i veneti sparsi nel mondo, anche se ormai stanno dimenticando le tradizioni perché passa il tempo, io credo che lo spiedo lo conoscano un po' tutti, no? È arrivato anche qui, no, mangiare un'abitudine, diciamo, in Argentina molto buono, già viene l'acquolina in boccia, figurati. Voi avete la Ehm, passione anche delle carni. Io so che non ci sono mai stato in Argentina, ma so che avete questa tradizione cos'è che avete? L'asado? Assado, bravo Giovanni, ti L'asado? aspettiamo a braccia aperte qui in Argentina, alla fine del mondo, ma anche in America, penso, In perché beh, qui America. vedrai tanto di italianità, c'è anche una comunità veneta, si cerca di mantenere sempre vivo questo legame anche con la famiglia bellunese dell'Argentina, Eh sì. che beh, è sempre un piacere essere in contatto con tanti bellunesi e discendenti che invitiamo anche, che, sai che noi raccontiamo le loro storie di immigrazione nella rubrica del programma Ernestina dalla fine del mondo, storie di immigrazione, perché è importante essere in contatto, diffondere quelle storie, perché si creano beh, così tanti collegamenti, tanti nuovi amicizie, è bello sempre Eh essere in sì. contatto, come Poi io ho anche un noi due, Giovanni, parente, ora. ho un parente nella zona di Santa Fe, credo, che è un Sì, Carraro che si è trasferito tanti anni fa. Io non l'ho mai conosciuto, lo conosce mio padre, quindi anche se non so come si chiama esattamente, so che è un Carraro, io gli mando un grande saluto, un grande abbraccio, anche noi, insieme a anche tutti gli altri. un Eh? appello a che si faccia presente, si faccia vivo, così possiamo anche Non si sa contattarlo. mai. E sarebbe bello fare anche poi una puntata con te e con il tuo parente lontano. Che ne dici? Sicuramente, ma non è solo rivolto a lui, ma è rivolto un po' a tutti gli emigranti, che io quando penso all'immigrazione, a questo proposito c'è un percorso dell'UNESCO che è a Fratta e Colmaggiore nella zona di Revine e Tarzo, e ci sono questi murales, è la via dei murales, e alcuni murales parlano di emigrazione, perché quei paesi hanno avuto questo fenomeno dell'emigrazione in maniera molto forte. Qui abbiamo, ad esempio, Segusino, che ha avuto tanta emigrazione, abbiamo avuto Colmaggiore di Tarzo, che ha avuto tantissima immigrazione, e quindi se c'è qualche ascoltatore che ci sta ascoltando, appunto, di Segusino, di Colmaggiore, di Tarzo, lo saluto. Dai, Come anche stupendo. un po' di nostalgia, perché pensare a questi uomini che sono partiti con le valigie di cartone senza sapere dove arrivare, saltare, scavalcare l'oceano ed arrivare in queste località e non avere il lavoro, non conoscere nessuno, c'è stato veramente coraggio, spirito di sacrificio, e sono stati veramente delle grandi persone con una grande forza di volontà. Io li invidio queste persone, Ma Giovanni, sai personaggi. che hai colto benissimo anche un po' lo spirito, diciamo, quella eredità che vogliamo trasmettere quando raccontiamo queste storie, no? Che possiamo imparare tanto di queste persone che hanno avuto un grande coraggio, hanno cercato nuovi orizzonti in posti diversi, in posti lontani, anche come la fine del mondo, ma veramente persone molto coraggiose, molto brave, che hanno saputo andare avanti, no? È per quello che Sì. cerchiamo sempre di raccontare queste storie. Giovanni, veramente è un piacere averti avuto oggi qui con noi. Grazie per il tuo tempo, la tua disponibilità, per la tua energia, per tutto quello che ci hai raccontato con tanto amore, con tanta passione. Io ti saluto e speriamo risentirci nuovamente in una prossima intervista raccontando come stanno andando questi progetti. Che ne pensi? Per me è stata una intervista veramente bella, perché in genere qui almeno siamo abituati a interviste di pochi secondi, veloci. Qui è tutto veloce, fast. No, calma, facciamo anche un po' la vita slow. Con la vita slow si tirano fuori un sacco di argomenti, si può discutere Eh molto meglio sì. del tema di approfondimento. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio te, Ernestina, che ti ricordo, ti chiami come mia madre, Sì, Ernestina.
brava. Vero? Io ringrazio tutti gli ascoltatori di tutto il mondo, di emigranti dell'Italia, del Veneto, che sono andati via, ma so che hanno ancora una parte del cuore qui da noi, e vi lascio con un motto che ho creato per il cammino dell'UNESCO. Il cammino è un viaggio, la vita stessa è un viaggio, dunque il cammino è la metafora della vostra vita. Vi saluto e un bacio a tutti. Ma che bello Giovanni, grazie per condividere. Beh, nuovamente è stato un piacere, grazie per queste parole. E anch'io vi saluto a voi, cari amici bellunesi nel mondo. Vi aspetto prossima settimana e vi saluto da qui, dalla fine del mondo. E parlando di moto, come dice il motto dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.